dare la benedizione a questo falò. Secondo la tradizione il falò viene fatto nella vigilia dell'Epifania, siamo già nell'Epifania, dobbiamo benedire questo fuoco, simbolo di luce, di pace, simbolo che rischiara i nostri cuori, è simbolo dell'amore che deve sempre regnare dentro di noi e le nostre famiglie. La benedizione, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su questo fuoco, su noi tutti, sul nostro paese e vi rimanga sempre. Che vinca, perché le previsioni giocavano un po' a sfavore, però abbiamo azzardato e questo azzardo ci ha portato fortuna, perché fortunatamente non piove ancora, ecco, quindi davvero un buon pane e vino a tutti voi, un buon 2024. Ora un ringraziamento alla Proloco, a tutti i volontari, agli esodoretti, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, a tutte le persone presenti che ci garantiscono di poter fare questa manifestazione in sicurezza. Ecco, quindi grazie a voi, e poi alla fine ci sarà qui in centro storico, ai piedi del ponte, la possibilità per i più piccoli di avere le castelle. Buon 2024 a tutti!